Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Trentaduesimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Oggi pomeriggio si concludono le prove eliminatorie. La giuria è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, è formata dal maestro Francesco De Angelis, direttore del concorso, maestro David Coleman, professoressa Silvia Marcovici. Tra i premi vi è anche il pregevole violino costruito appositamente per il concorso e offerto dal noto liutaio milanese Lorenzo Rossi. Questo strumento verrà assegnato dalla Commissione a uno dei finalisti. Si esibisce ora Giada Visentin, 22 anni, di Montebelluna. Al pianoforte Leonardo Bartelloni, pianista ufficiale del concorso.
È ora il turno di Tea Vitali, 22 anni, di Camerino, Chieti. Al pianoforte Monica Cattarossi, pianista ufficiale del concorso.
L'ultima concorrente in gara viene dalla Lettonia, Taisia Zinova, di 22 anni. Al pianoforte Leonardo Bartelloni.
Si sono così concluse le audizioni della prova eliminatoria del 32esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Ora la giuria si ritira per deliberare in merito alle ammissioni alla fase semifinale. A più tardi. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.